Colpo di scena nel caso Una Bomber. La procura di Trieste chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati. Fra le 11 persone sottoposte a indagini, oltre a Elvo Zornitta, c'è anche un nome nuovo. Soddisfazione ma anche dubbi sui nuovi accertamenti da parte di Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornitta, a lungo accusato di essere una bomber. Fisiologico che anche lui sia indagato, dice il legale. Nella Marca la rivolta dei sindaci che dicono no alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dal governo, è iniqua, dicono tra questi anche il primo cittadino leghista di Treviso. Sono 115.000 i trevigiani non adeguatamente assistiti dai medici di famiglia, 77 le aree scoperte, questi dati dell'OSPI CGIL che lancia un nuovo allarme. Tragedia sul lavoro alla cava di Spresiano, indagati 5 componenti della famiglia Mosole per omicidio colposo, intanto domani l'autopsia sul corpo del 31enne operaio. Intercettazione, il ministro Nordio stamattina alla Camera: non verranno toccate quelle relative alle indagini su mafia e terrorismo, ribadisce, ma vanno sanati gli abusi e cita il caso Zaia Crisanti. Fumata nera a Roma dopo l'incontro tra il ministro e i rappresentanti dei benzinai di Confcommercio, confermato lo sciopero dal 24 gennaio sera al 26, ma l'altra sigla dei gestori trevigiani prende tempo. La neve in Bianca, il Vittoriese, la pedemontana trevigiana, pioggia mista, neve invece in pianura, crollo verticale delle temperature. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È un vero e proprio colpo di scena quello che apre questa sera la nostra edizione trevigiana dei telegiornali, perché la Procura della Repubblica di Trieste ha chiesto di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati nel caso di Una Bomber. Fra le 11 persone sottoposte alle nuove indagini, ai nuovi accertamenti, oltre a Elvo Zornitta, c'è anche un nome nuovo. Se consideriamo, come molti hanno fatto, colpevole una persona perché in casa sono stati trovati gli ovetti Kinder, sono stati trovati eccetera eccetera, guarda, tra le carte che abbiamo ritrovato noi e tra i cittadini su cui sono state svolte delle indagini abbiamo trovato, e se quei cittadini lì fossero stati messi, pubblicati sui giornali, resoconti di quello che hanno trovato in casa, ti direi che gli Una Bomber sono almeno una decina, nel senso che ho personalmente letto e leggerò di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di ordigni addirittura, cioè, quindi, come dire, però quei cittadini non sono finiti in prima pagina. Lo aveva quasi previsto Marco Maisano, il giornalista autore di un podcast che di fatto aveva portato alla riapertura delle indagini sul caso Una Bomber, intervistato da Ferdinando Avarino poco più di un mese fa per Ring. Quanto deciso oggi dalla Procura della Repubblica di Trieste rappresenta con tutta probabilità una svolta decisiva. In una nota il procuratore De Nicolo ha comunicato di aver chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio, leggasi indagine sul DNA, su 10 reperti, oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sull'attentatore, per arrivare appunto al responsabile o ai responsabili. La procura pertanto considera di necessità persone sottoposte ad indagine tutti quelli che, si legge nella nota, avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti già avviati dalla procura stessa e successivamente archiviati. Fra essi c'è anche Elvo Zornitta, considerato l'indiziato numero 1, iscritto nel registro degli indagati nel 2004 e archiviato solamente 5 anni dopo, che si è visto riconoscere 300.000 euro di risarcimento dallo Stato per il danno subito dalla lunga inchiesta. La svolta si ebbe quando vi fu l'evidenza della manipolazione di un reperto da parte di Ezio Zernar, l'allora capo del Dipartimento di Indagini Criminalistiche di Mestre, poi condannato per aver fabbricato una prova falsa a carico dell'ingegnere di Azzano X. Maurizio Paniz, difensore di Zornitta, ha espresso fiducia nella Procura di Trieste, definendo fisiologico l'inserimento di quest'ultimo. A queste 10 persone se ne è aggiunta un'altra, sulla base di una cosiddetta fonte dichiarativa, la cui attendibilità, scrive De Nicolo, appare problematica e tutta da verificare. Al momento, nei confronti delle 11 persone menzionate nella richiesta di incidente probatorio come sottoposta ad indagine, non sono stati acquisiti elementi che possano convogliare le investigazioni in una direzione precisa. L'accertamento del DNA potrà, come la Procura spera, fornire elementi utili a tale scopo. Ogni attribuzione di responsabilità che si volesse frettolosamente ricavare a carico di taluno dei soggetti indagati, così si chiude la nota del procuratore, costituirebbe illazione gratuita sfornita di elementi di riscontro. A esprimere soddisfazione ma anche dubbi su questi nuovi accertamenti chiesti dalla Procura della Repubblica di Trieste l'avvocato di Elvo Zornitta Maurizio Paniz.
Da parte mia c'è assolutamente soddisfazione, perché negli anni tutti sanno che l'ingegner Zornita, ed io per lui e con lui, ho sempre chiesto che le indagini potessero andare avanti e che si arrivasse finalmente a cercare di scoprire il o i colpevoli. Viene accolta positivamente dall'avvocato Maurizio Paniz la notizia che la Procura di Trieste ha chiesto al GIP di poter eseguire un test genetico su 10 reperti raccolti sui luoghi degli attentati di una bomber. Difensore di Elvo Zornita, a lungo accusato di essere l'autore di quegli attentati, Paniz è convinto che l'ingegnere di Azzano X non abbia nulla da temere dai nuovi approfondimenti chiesti dal magistrato. Zornita, che rientra tra i 10 indagati menzionati nella richiesta di incidente probatorio. È fisiologico, perché l'indagine va necessariamente sviluppata nei confronti di tutti coloro che negli anni sono stati iscritti nel registro degli indagati, quindi è assolutamente normale che riguardi anche l'ingegnere Zornita, ma come ripeto sono non solo tranquillissimo, tenga presente che il DNA dell'ingegnere Zornita è a disposizione degli inquirenti da sempre. Io confido che questo sia un passo per arrivare a scoprire qualche cosa di più rispetto a quello che si è scoperto fino ad oggi. A che cosa possano portare i nuovi test rimane un'incognita, le variabili sono molte. Si tratterebbe di indagini su alcuni peli che sono stati trovati su vari ordigni. Il problema è molto semplice, bisogna capire come sono stati conservati, come sono stati trasportati, come sono stati reperiti. Ovviamente si possono fare tantissime considerazioni, le faremo quando sarà il momento, se sarà il momento, perché bisogna vedere se e come il giudice riaprirà questa indagine. A me fa solo piacere che ci sia questo seguito, il massimo della serenità, il massimo della fiducia, e sono confidente, come si usa dire, che ci possa essere almeno la speranza di un qualche risultato ulteriore. Questo dunque il colpo di scena di giornata. Veniamo adesso all'attualità con un fronte che si apre tra i sindaci. La maggior parte dei comuni trevigiani infatti dice no alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, rottamazione disposta, come ricorderete, dal governo con la legge finanziaria. È iniqua, non vogliamo creare disparità, dicono i primi cittadini, tra questi anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Andremo in consiglio comunale con la delibera specifica di non accoglimento, di non aderire a quella proposta di rottamazione delle cartelle esattoriali. Penso sempre che ci debba essere un rispetto, ci sono delle regole che bisogna rispettare, quindi favorire questo tipo di approccio vuol dire premiare i furbi. Non siamo qui per premiare i furbi. Non è un caso isolato quello di San Biagio di Callalta, anzi sono la stragrande maggioranza i comuni della Marca che, fatti i conti, non aderiranno alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dalla prima finanziaria del governo Meloni. La norma è chiara e dà la possibilità ai singoli municipi di scegliere entro il 31 gennaio con delibera dei rispettivi consigli comunali. Del resto, il mini condono, così in tanti lo hanno ribattezzato, riguarda mancati versamenti IMU o multe non pagate, quindi entrate locali. Ebbene, nella Marca i sindaci, al di là dei colori politici, sembrano non avere dubbi, così lo stesso primo cittadino di Treviso e presidente ANCI regionale. Tu deleghi la scelta ai comuni e in questo caso i comuni, la stragrande maggioranza, penso quasi la totalità dei comuni veneti, hanno deciso di non aderire alla rottamazione proprio per una questione di uniformità di trattamento. Però io apprezzo la volontà e l'iniziativa del governo che in questo caso ha delegato i comuni, poi i comuni liberamente hanno fatto delle scelte in base alle possibilità di bilancio e anche a un'opportunità politica. Politica a parte, la rottamazione riguarderebbe le cartelle esattoriali maturate tra il 2000 e il 2015, non solo. Il capitale rimane e vengono annullate le sanzioni e gli interessi. Per quanto riguarda invece le violazioni nel codice della strada, dove la sanzione è sostanzialmente il capitale, lì vengono annullati solo gli interessi. Insomma, la tregua fiscale non convince i sindaci, che restano alle prese con bilanci da chiudere. Fare a meno di una voce in entrata, quindi dei crediti esigibili, potrebbe essere un problema. A Treviso si parla di qualche centinaio di migliaia di euro, 120.000 quelli quantificati a San Biagio. Io penso che siano risorse del territorio, che vanno assegnate al territorio, e rinunciare a queste risorse innescherebbe mettere in discussione dei principi anche di legalità. Però ricordo che i cittadini comunque potranno singolarmente accedere attraverso l'Agenzia delle Entrate alla rottamazione.
La coperta è cortissima e non solo per gli enti locali, anche per la sanità. Sono 115.000 i trevigiani non adeguatamente assistiti dai medici di famiglia, lo dice lo SPI CGIL, 77 le aree scoperte e non solo, tra queste le più critiche tra il Vittoriese e la Castellana. Il combinato disposto della carenza dei medici di medicina generale e l'allungamento delle liste, rischiamo di avere in provincia di Treviso un servizio sanitario nazionale da buttare. È impietosa la fotografia aggiornata alla sanità territoriale trevigiana scattata dal sindacato dei pensionati della CGIL, un quadro che resta grave nonostante l'annuncio da parte dell'ULSS 2 dell'assunzione di 38 specializzandi da qui ai prossimi mesi. Ora, dicono dallo SPI, manca l'appello circa un centinaio di dottori di famiglia con territori più sguarniti di altri. Abbiamo ancora 77 zone carenti ed equivale a un bacino di assistiti attorno ai 115.000 e in particolare che queste zone carenti abbiano ormai il rischio di una cronicità che va dal 2019 al 2022. Abbiamo la zona del Corniglianese e Vittoriese che è in costante carenza. Non è un caso che siano sempre più frequenti veri e propri fenomeni di pendolarismo. Abbiamo avuto anche delle realtà per cui dovevano fare 30 km per raggiungere il medico. E questo nel giorno in cui Treviso risulta essere a livello nazionale una delle 39 province dove lo squilibrio tra professionisti sanitari e cittadini è più marcato. Questo almeno il risultato del progetto europeo EU4Health presentato a Roma. Per la CGIL locale c'è poi un'altra questione e riguarda il numero di assistiti pro capite per ogni medico di famiglia. In alcune zone, come nel distretto 4 dell'Asolo Castelfranco, nel distretto 3, i medici che superano i 1800 raggiungono il 30%. Situazione che per lo SPI potrebbe essere superata solo con l'assunzione diretta dei medici di base da parte delle ULSS, il finanziamento regionale di tutte le borse di specializzazione, lo sgravio delle attività burocratiche in capo ai medici. Abbiamo proposto non da adesso ma da mesi, se riusciamo faremo fronte comune ULSS parti sociali nei confronti della regione, lo dico chiaramente. Chi ci sta, chi non ci sta, vabbè, vuol dire che ha altre idee. C'è un altro tema caldissimo, quello della benzina. Oggi ennesimo vertice a Roma tra governo e sindacati di categoria, sindacati che vanno verso lo sciopero tra il 24 e il 26 di gennaio. Non tutti i sindacati però, prende tempo per esempio Moreno Parina, che è coordinatore, come sapete, dei gestori carburante della provincia di Treviso. Facciamo il punto. Dopo una settimana di incontri e trattative, fumata nera anche questa mattina nel tavolo decisivo a Roma tra il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e le associazioni di categoria dei gestori dei distributori di carburante. Confermato lo sciopero delle pompe di benzina fissato per le giornate del 25 e 26 gennaio. Tanta delusione per chi, come Flavio Convento, presidente della FAIB Confesercenti Veneto, ha partecipato al vertice romano al Ministero. Lo sciopero riguarderà anche gli impianti self-service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio. Purtroppo il governo ha disatteso le nostre aspettative. Dopo un'apertura che c'è stata sull'incontro di lunedì, oggi fondamentalmente si sono un po' rimangiati le parole. Questo ci ha molto disturbato e sicuramente penalizza una categoria che è da anni che è in sofferenza e quindi anche l'esposizione del prezzo medio, come si era parlato di un QR code per evitare una serie di complicazioni e di incombenze che vanno a questa categoria, si ritorna a delle sanzioni. Resta l'obbligo per i benzinai di esposizione del prezzo medio regionale dei carburanti, ma la comunicazione sarà settimanale, non più giornaliere, ad ogni variazione del prezzo. La chiusura dell'impianto per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omesse comunicazioni settimanali nell'arco di 60 giorni e sarà da 1 a 30 giorni. Alleggerite anche le sanzioni, che saranno da un minimo di 200 ad un massimo di 800 euro a seconda del fatturato dell'impianto, mentre prima dell'incontro di oggi raggiungevano i 6.000 euro.
Vedremo dunque nelle prossime ore quale sarà la decisione definitiva dei gestori di carburante della provincia di Treviso. Ritorniamo adesso sulla tragedia alla cava di Spresiano. Indagati 5 componenti della famiglia Mosole per omicidio colposo. Intanto domani verrà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo del giovane operaio 31enne. Non c'è il servizio, perfetto. Allora passiamo a Carlo Nordio, l'intervento alla Camera di Carlo Nordio sulla polemica delle intercettazioni. Il Ministro ha parlato questa mattina alla Camera, non verranno toccate quelle relative alle indagini su mafia e terrorismo, ha ribadito, ma vanno sanati gli abusi e ha citato il caso Zaia Crisanti. Peccato che proprio qualche settimana fa nel mio amato Veneto siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e se noi non se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. Le intercettazioni di Zaia su Crisanti nell'inchiesta di Padova sui tamponi rapidi e pubblicate da Report come emblema di quella che ribadisce essere la stortura del sistema. Dopo le parole in Senato, l'informativa alla Camera per il ministro e magistrato trevigiano attaccato sul fronte intercettazioni, tanto più nei giorni in cui la primola rossa della mafia, Messina Denaro, è stata catturata. E allora Nordio ribadisce. Ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Il vulnus, dice, è un altro e per spiegarlo concentra in pochi minuti migliaia di pagine di codice di procedura penale parlando dei 3 tipi di intercettazione. Quelle di competenza della Procura Generale di Roma, che riguardano la sicurezza dello Stato e sono sottoposte al segreto. Quelle preventive autorizzate dai PM per dare impulso alle indagini, essenziali e fondamentali, dice Nordio, e che certo non vengono pubblicate per non ostacolare le inchieste. E poi quelle giudiziarie, chieste dal PM e autorizzate dal GIP, ed è da queste, spiega, che nasce il pasticcio. Perché transitando dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, attraverso il deposito dei difensori, attraverso il transito dalle segreterie alle cancellerie, finiscono sotto osservazione, sotto il controllo, finiscono a conoscenza di decine di persone. E poiché tutti hanno il diritto di ascoltare tutte queste intercettazioni, gran parte delle quali riguardano fatti che non hanno niente a che vedere con i processi, in questo mare magnum di intercettazioni escono sui giornali delle notizie che diffamano, vulnerano l'onore di privati cittadini. Perché, chiude Nordio, quando si parla di giustizia si deve parlare anche di errori e spesso di vite rovinate. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri. Torniamo alla notizia che vi ho dato poco fa, la tragedia sul lavoro di Spresiano. Come vi dicevo, sono indagati 5 componenti della famiglia Mosole per omicidio colposo. Intanto domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Sarà una perizia tecnica a stabilire la dinamica della tragedia che ha portato alla morte il giovane 31enne Andrei, sposato e papà di una bambina di quasi 5 anni. Fra le ipotesi, quella che l'uomo fosse rimasto in qualche modo agganciato al macchinario che lo ha trascinato, oppure che sia salito su un cumulo di ghiaia per poi sprofondare senza poter più risalire. Nessun problema al macchinario, spiega perentorio il legale della famiglia Mosole, l'avvocato Piero Barolo. La realtà è che non c'entra nessun rullo meccanico, nessun nastro trasportatore, l'obsolescenza non esiste perché tutto l'impianto è stato montato e revisionato a nuovo nel settembre del 2021, quindi tutto fatta eccezione di quello che pensano di essere un macchinario causa di questo infortunio.
Per questa tragedia, comunque avvenuta lo scorso lunedì, 5 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta del patrone Remo Mosoli, i figli Mara e Rudi e i nipoti Gianni e Ferdinando, figli del fratello Sergio. Dovranno rispondere a vario titolo di omicidio colposo. Essendo un atto dovuto, il pubblico ministero giustamente, dalla visura della Camera di Commercio, ha individuato i componenti del Consiglio di amministrazione. Intanto domani verrà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del 31enne che avverrà già nella giornata di domani. Ad accorgersi dell'assenza dell'operaio i colleghi che al termine del lavoro non hanno più visto il 31enne. Immediata la ricerca e la drammatica verità. Perché Andrei era in quel punto e solo? Il problema non è come mai fosse da solo in quel punto, il problema è sulla soglia perché era in quel punto dove non doveva esserci, e comunque su questo mi astengo da ogni commento perché saranno le indagini a confermare quello che noi sappiamo già. Non vuole dire altro l'avvocato Barolo, che attende ora l'esito delle indagini. Nessun testimone era presente al momento del gravissimo infortunio. Alla cava nessuno può accedere, l'area rimane sotto sequestro. Intanto continuano gli accertamenti e sopralluoghi da parte dei carabinieri e degli uomini dello Spisal. La pagina dell'economia, le imprese auspicano un 2023 in robusta ripresa. Leopoldo Destro, alla sua prima uscita ufficiale come presidente di Confindustria Veneto Est, spiega su quali basi. Il 2023 sarà caratterizzato da un primo semestre con alcune difficoltà. Nel secondo semestre l'economia italiana dovrebbe riprendere in maniera robusta. Parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il quale però teme una frenata degli investimenti. Spetta al governo stimolarli, ha suggerito. Un auspicio di ripresa che ci si può attendere anche per l'economia veneta? Auspico che in realtà la ripresa possa essere più veloce di quella del secondo semestre di quest'anno. Spero che possa essere già alla fine di questo primo trimestre, perché indubbiamente ancora ci sono molte difficoltà, ma alcune di queste vanno chiaramente scemando, vedisi il costo delle materie prime che sta scendendo, l'energia e il gas che sta ritoccando da valori massimi. È un mercato che probabilmente a macchia di leopardo in alcune zone potrà vivere degli aspetti di recessione, ma molti mercati stanno ancora tirando bene per le nostre aziende. La neve imbianca il Vittoriese e la Pedemontana Trevigiana, pioggia mista neve, invece in pianura è arrivato anche il freddo gelido. 19 gennaio 2023 è arrivata la tanto attesa neve. Era annunciata ed è arrivata puntuale la neve. Già dal primo pomeriggio i fiocchi hanno iniziato a cadere. Qui siamo in zona Colbettardo di Vidor. Le strade sono già bianche. L'appello delle forze dell'ordine è quello di prestare massima attenzione. Il manto stradale è scivoloso e le temperature gelide contribuiscono a formare strati di ghiaccio pericolosi. A Tarzo vigneti imbiancati. Nevica un po' ovunque nelle zone collinari da Pederobba, Cornuda, Crocetta, Vidor. Molti cittadini hanno iniziato a postare le immagini della neve. In molti comuni della Marca, tra i quali Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Follina, si sono registrate piogge mista neve con temperature che oscillano tra gli 0 e i 2 gradi centigradi. Insomma, la prima neve a bassa quota di quest'anno. Queste sono le immagini che ci ha inviato Francesco Borsoi della zona di Corbanese nel comune di Tarzo. Una nevicata insistente ma non intensa, pochi centimetri di coltre bianca hanno ricoperto la Marca e i territori della provincia senza creare comunque troppi disagi lungo le strade. Immediatamente sono scattate anche i piani di prevenzione della provincia con lo spargimento di sale lungo le strade principali sulle arterie più frequentate. Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta, i 30 anni della sua casa editrice e il rinnovato impegno politico. L'ex sindaco di Silea, Silvano Piazza, scioglierà entro fine mese le riserve su una sua possibile candidatura a Treviso nel terzo polo. Io sono uno che legge i quotidiani su carta tutte le mattine, che compra libri su carta, è evidente che dovremmo adeguarci. In 30 anni da editore, l'ex sindaco di Silea, Silvano Piazza, ha vissuto il passaggio dalla carta al digitale, ma anche la trasformazione di un territorio che ora lo vorrebbe nuovamente impegnato in politica. Un compleanno, quello della sua casa editrice, che coincide con l'invito da più parti a scendere in campo alle amministrative di Treviso. Diciamo
che il corteggiamento serio, nel senso che è continuativo e viene dal terzo polo. È innegabile che qualche telefonata è venuta anche dal centro-sinistra, ma penso che non avrà seguito. All'ipotesi di candidarsi sindaco, Operazione Italia Viva ha subito detto di no, ma a breve scioglierà le riserve su un'eventuale candidatura a consigliere comunale. Entro il prossimo fine settimana, quindi sicuramente entro la fine di gennaio, credo 10 giorni al massimo. 10 anni da sindaco gli hanno insegnato che il tempo per seguire col medesimo impegno comune e attività professionale non c'è. Il lavoro ne ha risentito e la controprova è stata, dice, la crescita registrata da quando ha ripreso a dedicarsi a tempo pieno al suo mestiere. Devo valutare molto bene la ricaduta su un impegno che non sono disponibile a dare soltanto a tempo perso, ma mi obbligherebbe mentalmente a concentrarmi molto per dare un contributo. E quando gestisci un bene pubblico devi anche concentrarti. Il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, è da ieri in Paraguay insieme al direttore del centro missionario diocesano Don Gianfranco Pegoraro, seconda tappa della visita missionaria in America Latina che si concluderà il 27 gennaio. Monsignor Tomasi ha preso contatto con la missione che si trova nella diocesi di San Juan Bautista de las Misiones. Martedì si è conclusa invece la prima tappa nell'estremo nord del Brasile. Contestualmente all'arrivo del vescovo è iniziato il servizio dei missionari Fidei Donum della diocesi di Treviso. Don Edi Savietto, già parroco di Olmi a San Biagio di Callalte, e i coniugi Giorgio Marino e Cristina Boldrin, che vivranno alla frontiera con il Venezuela. Adesso andiamo a Belluno. Chiuso uno dei simboli di Cortina, gli albergatori sono avvisati. Il prefetto, dopo il caso Miramonti, vorrà sul proprio tavolo le certificazioni antincendio di tutte le strutture cittadine. A Cortina è scoppiato il caso Miramonti, chiuso uno dei simboli della ricettività alberghiera ampezzana. La struttura non garantiva la sicurezza delle persone ospitate e qualcuno infatti se ne è lamentato. Più che un esposto si è trattato di una richiesta proprio di intervento, perché questa persona lamentava delle problematiche di natura strutturale, quindi non si sentiva, tra virgolette, sicuro. In realtà già mesi prima il problema si era posto, ma non erano stati presi i provvedimenti necessari. Abbiamo effettuato anche una verifica della posizione autorizzativa dell'albergo nei confronti della sicurezza antincendio e abbiamo rilevato come la struttura, nonostante una nostra verifica effettuata a settembre 2022, nella quale, avendo riscontrato delle carenze relative alle misure di sicurezza antincendio, avevamo, peraltro in un momento in cui l'albergo era chiuso. Avvisati sin da settembre, gli albergatori hanno aperto la struttura pur sapendo di non essere a norma. Evidentemente poi, nel momento in cui abbiamo effettuato il sopralluogo, abbiamo trovato la struttura in esercizio, abbiamo comunicato al prefetto e al sindaco che la struttura era in esercizio appunto in mancanza di questi requisiti di sicurezza antincendio. Inevitabile conseguenza la chiusura del Miramonti. Verosimilmente già la prossima settimana si aprirà un tavolo di confronto per studiare e valutare tempi e modi per poter arrivare ad una riapertura dello stesso. Verranno celebrati domani mattina alle 11 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia i funerali di Giulia Ramelli, l'istruttrice di sci veneziana uccisa a 34 anni da una valanga sul nuvolao sopra Cortina d'Ampezzo. È prevista una grande affluenza di persone, per questo la decisione di spostare il funerale dalla parrocchia salesiana di San Francesco di Paola alla Basilica. Giulia era originaria di via Garibaldi nel Sestiere di Castello. Al termine della cerimonia sarà portata in una gondola a remi di stata a lutto fino al cimitero di San Michelino in Isola per la sepoltura. Il 31 gennaio i profughi ucraini ospitati a Belluno dovranno essere trasferiti a Vicenza, una decisione molto discussa. Risponde il sindaco e non vuole fare polemica il prefetto,
che però esprime stupore per lo stupore del vescovo Renato Marangoni alla notizia che a fine gennaio la settantina di profughi ucraini che vi sono ospitati dovranno lasciare l'ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove li incontrammo al momento del loro arrivo, ancora ai tempi di Jacopo Massaro sindaco. Per 27 di loro comunque è già stata trovata una soluzione che ne garantirà la permanenza in città, collocandoli in appartamenti messi a disposizione dal comune. Dispiace sicuramente percepire dai giornali il polverone che si è sollevato attorno a questa questione. Le accuse e facili commenti sarebbero stati più opportuno avanzare soluzioni e dare davvero un contributo all'emergenza piuttosto che stupirsi. Ma confido, interpretando francamente anche le parole del Vescovo sul giornale stamattina, che magari ci sarà un rinnovato impegno della comunità civile, del privato sociale, della Caritas, se interpreto bene le parole del Vescovo, a trovare, a mettere a disposizione magari una struttura ecclesiastica con la quale la prefettura sarà ben felice di sottoscrivere un accordo di collaborazione e dare ospitalità al gruppo di ucraine che hanno deciso di rimanere. L'ex caserma di Mussoi beneficia di 4 milioni di euro nel PNRR, nel piano di rigenerazione urbana. Senza cantieri i milioni si perdono e per gli ucraini è stata comunque trovata come soluzione una struttura a Vicenza. 27 a parte, tra loro c'è già chi si è defilato e c'è chi sta pensando di farlo. Decidere di spostarli tutti sarebbe stato più semplice, ma non è ciò che volevamo. Per questo ci siamo mossi per cercare immobili e fondi per sistemarli e farli rimanere qui nella nostra comunità. A dire la verità, io spero che trovino un'accoglienza, noi l'abbiamo definita spontanea, da parte di connazionali o famiglie italiane che vogliono dare loro ospitalità. Il prossimo fine settimana vedrà Cortina d'Ampezzo ospitare la Coppa del Mondo di sci, occasione per verificare la viabilità in vista dei grandi appuntamenti dei prossimi anni. A tale scopo la Regione del Veneto ha condiviso con tutti gli enti gestori della rete stradale e autostradale un sistema integrato di infomobilità. Il piano operativo prevede l'aggiornamento costante di una piattaforma ideata appositamente per informare l'utenza delle strade da e per Cortina per tutte le giornate di gare sportive, il 20, 21 e 22 gennaio, con aggiornamenti quindi in tempo reale del servizio di infomobilità. Calcio a 5 per beneficenza, partita del Sorriso fra 10 giorni alla Pala de Massa. Sabato 28 alle 17:30 al Palasport De Mas di Belluno ci sarà la partita amichevole tra gli amministratori del comune di Belluno e le forze dell'ordine, calcio a 5. Raccogliamo fondi per il comitato d'intesa Progetto Stacco. L'ingresso sarà libero su offerta libera. Appuntamento da non perdere per chi ama il calcio e non necessariamente solo quello a 5. Per chi vuole fare del bene, per chi vuole prendere un po' in giro i propri amministratori, guardandoli con un pallone tra i piedi, come è abituato a vedere le persone, soprattutto chi si divide tra i banchi del Consiglio Comunale e le scrivanie del Belluno Calcio. È un'occasione importante per questo palazzetto, quindi ringraziamo anche sportivamente Belluno che ci ha dato questa possibilità. L'evento sarà coronato successivamente anche da un po' di festa, quindi staremo insieme sia nell'ambito sportivo ma anche nell'ambito così goliardico e di socializzazione. Lo sport e la solidarietà si sposano in modo molto facile, invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare a questa nostra iniziativa e ricordiamo a tutti che non c'è un modo migliore per fare qualcosa per se stessi che fare qualcosa per gli altri. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta al centro-sud sul nostro territorio, il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 gennaio.
Sul Veneto sarà più asciutto, con cielo in prevalenza nuvoloso di mattina, ma a seguire avremo ampie fasi di schiarite, specie in montagna, ma non escluse anche sui restanti settori della nostra regione. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Temperature minime in calo tra -2 e 1 grado, massime invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi alternate a parentesi più soleggiate. Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, sarà soleggiato infatti, salvo nubi basse nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto 0, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.